Alle 7:26 di mercoledì 5 luglio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Allora, oggi parleremo di grano siciliano purtroppo in pericolo, ma anche contemporaneamente di caro pasta. E a proposito di rincari, le ultime novità sulle tariffe dei biglietti aerei alle stelle. E poi una cosa che riguarda soprattutto i nostri giovani, un problema, la monofobia. Capiremo dopo meglio di che cosa si tratta, ma cominciamo con la cronaca. C'è un'ultim'ora, una vasta operazione antidroga a Siracusa, è organizzata e attuata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ma la polizia di Siracusa la sta attuando. Ci sono numerose misure cautelari. Si tratta di smantellare un'associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti con base operativa appunto a Siracusa. Vedremo più avanti se ci saranno degli aggiornamenti. Invece per quanto riguarda l'immigrazione, ancora riflettori puntati su Lampedusa il giorno dopo l'arrivo all'hotspot del ministro dell'interno Piantedosi e della commissaria europea Johansson. Confermata la solidarietà dell'Europa per la ridistribuzione e l'obiettivo di rafforzare i rimpatri. Vediamo come. Una visita all'interno dell'hotspot di Contrada Imbriacola è un passaggio alla base logistica della Croce Rossa italiana che gestisce il centro di primissima accoglienza. Dalla mattina al primo pomeriggio, quando hanno lasciato l'isola, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e la commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson hanno visitato Lampedusa. E proprio ai lampedusani si è rivolto lo sguardo della commissaria che ha dichiarato: non siete soli, si tratta di un fenomeno europeo, così come del ministro che ha rassicurato sul futuro dell'hotspot. Tendenzialmente immagino che avrà sempre questa vocazione di uomo di primo approdo, come succede, che sia visibile adesso da svuotare. Nella prima tappa sull'isola la delegazione ha trovato l'hotspot in condizioni ben diverse da quelle di venerdì 23 giugno, quando erano ospitate 3.300 persone a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. Da qualche giorno sembra che il flusso, complice il mare mosso e increspato, si sia fermato. La visita nel centro, le spiegazioni dell'attività di assistenza prima e poi l'incontro stampa con sul tavolo il dossier migrazioni su cui ancora una volta l'Unione Europea si è spaccata. Fallito infatti l'accordo in Consiglio Europeo a causa del veto di Polonia e Ungheria, ma la commissaria Johansson ritiene comunque un grande risultato quello della solidarietà tra i paesi nel ricollocamento resa obbligatoria. Se un paese non si adopera nel ricollocamento, infatti, deve pagare. Per Piantedosi appare consolidato il sistema di redistribuzione dei migranti approdati a Lampedusa nel resto delle regioni, ma si punta a un miglioramento nel sistema dei rimpatri. Si lavora, ha dichiarato, per attuare quanto espresso nel decreto Cutro, e cioè per l'istituzione di centri di frontiera per la velocizzazione delle procedure di rimpatrio. Noi già quest'anno, un timido, modesto segnale di miglioramento dei rimpatri, abbiamo già dopo i primi 6 mesi un incremento di circa 600 persone in più rispetto all'anno precedente. Su Lampedusa si studia anche un sistema per alleggerire con altri mezzi l'hotspot. Una interlocuzione fra il governo e la Commissione europea per dotare l'isola di una serie di aerei, comunque di mezzi che possano garantire un trasferimento veloce delle persone anche nel caso di condizioni marittime avverse. Per Piantedosi non esistono soluzioni miracolose, ma solo un piano strutturato nel tempo che abbia come obiettivo quello di combattere i traffici internazionali di esseri umani. Allora, sono le 7:30, ancora un'ultim'ora. Ci sono state 2 scosse di terremoto nel Messinese, nella zona di Cesarò. La prima alle 6,7 di magnitudo 4 da scala Richter, la seconda pochi minuti dopo, molto più lieve, di magnitudo 2. Sono in corso verifiche per accertare eventuali danni, ma tranquillizziamo chi ci ascolta, al momento non risultano appunto per fortuna danni a persone o cose. Invece sono già partiti i lavori per i cantieri di ammodernamento della rete ferroviaria in Sicilia, una realtà che si auspica da tempo naturalmente, però gli standard europei dell'alta velocità rimangono lontani. Il massimo obiettivo per la delusione dei pendolari e dei viaggiatori in generale rimane la cosiddetta alta capacità. Vediamo di che si tratta.
Qualcuno la chiama velocità light, altri più semplicemente parlano di ammodernamento della rete ferroviaria, ma anche dopo la cura da cavallo le ferrovie in Sicilia rimarranno sotto gli standard tecnici dell'alta velocità. Proprio qualche giorno fa FRI annunciava l'avvio dei maxi cantieri per oltre 11 miliardi finanziati con i fondi del PNRR per realizzare il nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina e velocizzare varie tratte. 10.000 operai impiegati, centinaia di imprese da formare. Abbiamo già consegnato tutti i lotti del nuovo collegamento Palermo-Catania e Catania-Messina, quindi significa che sono state già esperite le gare e i cantieri sono stati già aperti per diversi lotti, sono in totale 10 lotti, 6 sulla Palermo-Catania, 2 Catania-Messina più 2 su Palermo-Trapani. Un progetto che prevede attualmente delle velocità di 200 km/h, ma che stiamo cercando di portare a 250 km/h come velocità massime in alcuni punti. Ma questi appunto non sono gli standard dell'alta velocità europei. Sì, sicuramente le linee che si stanno realizzando non sono ad alta velocità, tra l'altro abbiamo alcuni tratti con velocità massima di 160 km/h, altri tratti segnatamente tra Enna Caltanissetta e tra Caltanissetta e Fiumetorto sulla Palermo-Catania si potranno raggiungere i 200 km/h. Però ricordiamoci che l'alta velocità, si comincia a parlare di alta velocità da 250 km/h in su. Ma resta la delusione dei pendolari che si sentono penalizzati. L'alta velocità per l'isola rappresenta soltanto un miraggio, visti i progetti già approvati ed esecutivi. Tutti parlano di alta velocità, a destra e a manca, ma in Sicilia per le opere che già sono in esecuzione l'alta velocità è e resta una chimera se non verrà rivisto l'intero tracciato. Le modifiche ai progetti esecutivi richieste da più parti sono molto difficili e richiederebbero interventi tecnici complessi. Intanto dobbiamo accontentarci dell'alta capacità, che è un concetto diverso. Sì, alta capacità significa poter far transitare su queste linee treni merci di grandi dimensioni e numerosi treni lungo le linee. Questo sarà possibile anche perché le linee saranno attrezzate con piazzali per la movimentazione delle merci per treni lunghi fino a 600 metri. A lavori ultimati il tempo di percorrenza tra Catania e Palermo scenderà dalle 2,45 ore attuali a 2 ore. Anche tra Messina e Catania si risparmierà tempo, circa mezz'ora, da 1 ora e 15 minuti impiegheremo 45 minuti. 7.33, Angelo, vediamo un po' i quotidiani siciliani? Vediamoli subito perché c'è tantissimo stamattina, tantissime notizie e anche tante di cronaca in particolare. Cominciamo con la Sicilia, la tragedia a Riesi, denuncia l'ex per stalking, lo fa condannare, poi si è tolta la vita. Una bruttissima storia che viene ripresa anche sulle pagine nazionali. L'inchiesta sulla droga a Palermo, svelato il giallo dell'auto blu, l'autista dell'Ars è andato dai PM. Poi Lampedusa con il messaggio non siete soli, il ministro dell'interno assieme al commissario europeo hanno visitato l'hotspot, non a un centro di permanenza per migranti, questo nelle intenzioni del governo. E intanto la Meloni va a Varsavia per rafforzare l'asse con il presidente e su Kiev anche, ma anche sui migranti. Questo per i fatti di Lampedusa. E poi il garante con il caro voli Mister Prezzi entro il 20 i vettori spieghino i motivi su quanto avviene sulle tariffe. Ci sono degli interventi sui mutui, vedremo che i mutui stanno pesando tantissimo. Una bella storia accompagnata da questa foto, l'esame della vita, studente di Adrano gravemente malato, ha sostenuto la prova di maturità al Policlinico, quindi una opportunità per lui per poter fare gli esami di maturità. Si parla anche sulla prima di PNRR, 1,1 miliardi ai comuni per la rigenerazione urbana. Ma dicevamo, a proposito di fatti che riguardano la nostra regione, Piantedosi e Johansson a Lampedusa, non siete soli, l'isola solo transito, fra un mese l'hotspot deve gestire le procedure per i rimpatri veloci, quindi si cerca di avere snellire, esattamente, proprio fare in modo che sia un passaggio molto breve. E poi all'Ars è stato risolto il giallo dell'auto blu, l'autista di Di Pasquale ai PM, guidavo io la Stelvio che portò
TOT, Migliorisi a Villa Zito, ma non so nulla di droga, fascicolo sull'uso dei mezzi. La Guardia di Finanza ha acquisito il regolamento e vediamo cosa c'è scritto poi dentro, si può vedere e leggere come funziona l'utilizzo delle auto blu per l'ARS. Attenzione a questa notizia, il caro voli, ne parleremo Michele. Sì, 10 giorni alle compagnie, il garante ha chiesto chiarimenti sui prezzi che sono cresciuti del 40%. Il 20 luglio la commissione di allerta rapida, bolletta del gas giù dell'1,1% e Salvini dice allungare la durata dei mutui. A proposito dei mutui, questa è una brutta notizia. Mutui alle stelle, la Fabi dice in Sicilia gli aumenti fino al 75%, famiglie in crisi. Questo è... Aumentano i tassi e per forza aumentano anche mutui, debiti. Tutto. Le famiglie sono davvero strangolate da questi prezzi. A proposito, la Stampa Nazionale torna sul caro voli, il garante rincari anomali chiede i dati alle compagnie, nel mirino le tratte per le isole, nello specifico. Lo approfondiremo, vi do subito l'orario, non perdetevi l'appuntamento alle 8:20, parleremo con Federconsumatori. Allora, parliamo di Catania adesso con il giornale sempre La Sicilia, la raccolta dei rifiuti 57.000 euro di multa a Gema. C'è stato lo sciopero lo scorso 23 giugno, il Comune ha applicato penali e costi extra per il lavoro effettuato dalle altre due ditte. Le imprese, l'assessore dice le imprese devono sempre garantire il servizio, non siamo contro di loro e stiamo collaborando. Nell'800 la città sprofondò in un'emergenza ambientale in vista di incontro con gli amministratori di condominio. Insomma, si cerca una svolta nel tema dei rifiuti. E ancora una notizia sempre dalla Sicilia, notizia che riguarda la vicenda di Riesi. Prima i contatti con l'ex, poi la denuncia per stalking e il suicidio. La vittima aveva fatto condannare l'uomo a 11 anni per violenze sessuali e lui ha dato l'allarme ai carabinieri. Brutta storia che viene ripresa, come dicevamo, e sul Corriere della Sera. Perseguita la ex dai domiciliari, la vittima si uccide per paura. Povera donna. Nella provincia di Caltanissetta. Stessa notizia anche sulla Stampa, il dramma di Adela, un processo non basta, costretta al suicidio dalle violenze dell'ex. Questa è la notizia che viene, come detto, ripresa anche a livello nazionale. Siamo su Repubblica Palermo, vediamo ancora, si ritorna sull'operazione che coinvolge in qualche modo le auto blu dell'ARS per la cocaina. L'inchiesta, la finanza si presenta alla regione per indagare sulle auto blu. L'autista di Di Pasquale andato dai PM, il deputato PD, non l'ho autorizzato io ad accompagnare Migliorisi, e poi insomma ci sono riunioni, veleni, polemiche, un giorno di ordinaria follia a Palazzo ci saranno sviluppi sicuramente. Esattamente. Se la finanza va all'Assemblea regionale. Vedremo cosa succederà. Il caso di Levanzo, dopo il solarium, sotto indagine il disboscamento degli alberi protetti, altra vicenda che andrà seguita ancora. E poi dalle pagine interne proprio di Repubblica, droga all'ARS in auto blu, l'autista di Di Pasquale si presenta in procura. L'esponente del Partito Democratico dice non sono stato io ad autorizzarlo a portare Migliorisi a Villa Zito. Intanto la Guardia di Finanza è andata, come abbiamo detto, a Palazzo dei Normanni e vedremo che cosa ne verrà fuori. Adesso cambiamo testata, siamo sul giornale di Sicilia. Qui l'apertura è proprio dedicata alla vicenda di Riesi, perseguitata dall'ex suicida, la tragica scelta di una rumena di 33 anni residente a Riesi. Pochi giorni fa aveva denunciato per stalking un uomo che aveva già fatto condannare a 11 anni per violenze sessuali e lesioni. Cioè, povera donna, malgrado la condanna lui continuava a tormentarla e lei alla fine non ha retto. Non ce l'ha fatta. Il caro voli, vedi Michele, aumenti anomali, si ritrova anche sul giornale di Sicilia. Droga e VIP, la procura indaga sulle auto blu a
Palermo, e poi torna di nuovo protagonista il cimitero dei rotoli, uno sfregio ai rotoli, sono stati rubati dei macchinari, si tratta di motori dell'autoclave, telecamere di sorveglianza erano guaste, però evidentemente questo cimitero non riesce ad avere assolutamente pace. L'emergenza rifiuti, potenziati i turni per cercare di risolvere la vicenda, pure il murales dedicato a Biagio Conte oscurato dai sacchetti dell'immondizia. Una situazione davvero al limite. Poi Piantedosi a Lampedusa, niente centro stabile praticamente sull'isola, e si parla anche di calcio sulla prima del Giornale di Sicilia, Rosa in ritiro, Mancuso pronto ad aggregarsi, un altro dei giocatori acquistati dal Palermo in questa sessione estiva, sta facendo davvero grandi cose la squadra che fa riferimento alla City Group, proprietà del Manchester City, e quest'anno si punterà certamente in alto. Sulla Gazzetta del Sud, adesso per parlare dell'inchiesta che in qualche modo coinvolge l'ospedale Papardo, ci sono altri retroscena, le pesanti minacce ai vertici amministrativi dell'ospedale, i particolari dell'indagine che ha portato all'arresto dell'onorevole Catalfamo, quindi evidentemente nelle carte si ritrova altro materiale che probabilmente porterà ad altri sviluppi anche in questa vicenda. Perseguitata dal suo ex, anche qui si legge, si toglie la vita la 33enne romena, il giovane stalker dagli arresti domiciliari la continuava a tormentare e lei temeva atti e altre aggressioni. Una bruttissima vicenda. A Pace del Mera è morto il giovane motociclista, comunità in lutto, una tragica vicenda evidentemente con un incidente stradale, una notizia che riguarda la cronaca politica, la Meloni a Varsavia, le assicurazioni dell'Unione Europea da Lampedusa, e poi questa foto che ci in qualche modo ci distoglie da tutte queste notizie di cronaca che fino a questo momento ci hanno accompagnato. Una bella storia, questa è una bellissima foto. Messina tutto esaurito alla Franco Scoglio, vedete Tiziano Ferro in 40.000 per abbracciare, come abbiamo detto, Tiziano Ferro per il suo concerto di ieri proprio allo stadio di Messina. Tantissima gente, c'è tantissima fame di musica, probabilmente si paga quanto accaduto nel periodo del Covid. E poi una cosina che ci porta a quanto avverrà oggi in Senato alle 15. Oggi l'arringa di Santanchè, la sua arringa difensiva a proposito delle sue vicende come imprenditrice. Una sola notizia prima di chiudere con i giornali regionali. Il ponte, attenzione, spero di partire a marzo 2024, è il sogno degli italiani, daremo il nostro contributo, accanto a lui un entusiasta ministro Salvini, ma per la legale del WWF è una fuga in avanti, il consorzio Eurolink è cambiato. State vedendo movimenti attorno al ponte dello Stretto, si continua a parlare, però vedremo speriamo che partano i lavori. Esattamente, vedremo che marzo 24, vedremo. Siamo qui. Noi ci saremo. D'accordo, intanto ci saremo fra pochissimo, subito dopo la pausa di adesso, per ascoltare con Angelo Gagliano i giornali nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. 47-46, buongiorno Sicilia, Michele Cucuzza, Angelo Gagliano, e ti prego di illustrarci la rassegna stampa nazionale. Eccoci, cominciamo con il Corriere della Sera. Si continua a parlare di questo contrasto tra Salvini e parte della sua maggioranza, la maggioranza di governo. Le Pen dice Berlusconi sdoganò il Movimento Sociale Italiano, le tensioni della maggioranza sulle alleanze, ma intanto parliamo di autonomia. Ci sono 4 big che sono andati via dal comitato perché non sono convinti da questo tipo di autonomia. Una lettera di dimissioni al ministro Calderoli che è stata firmata da Giuliano Amato, Franco Gallo, Alessandro Paino e Franco Bassanini lasciano il comitato tecnico sull'autonomia. Evidentemente non sono convinti da quanto si sta
facendo. E poi ancora, vedi, da Mosca la guerra del grano, perché è un tema molto... Ci interessa, perché poi parleremo anche di questo, il grano in difficoltà per gli agricoltori siciliani. È stato Vediamo. disdetto il patto per sfamare i paesi poveri, quindi le navi cariche di grano che partivano verso i paesi, diciamo, più in difficoltà sono bloccate. Trattativa per liberare l'inviato del Wall Street Journal. Intanto bloccate le navi ucraine, Putin con India e Cina, noi costruiamo l'anti-NATO. Insomma, si vuole fare una sorta di blocco orientale, così come c'è il blocco occidentale. Anche qui, prima pagina, ma l'abbiamo già visto, perseguita l'ex dai domiciliari, lei si uccide per la paura. In trappola, a meno 150 metri, Ottavia ora è salva. La bella storia di questa speleologa che è riemersa dopo 48 ore. Ho fatto un guaio, dice lei. Insomma, se l'è vista brutta, non è stata per niente facile per lei. Siamo adesso a Repubblica, la prima pagina, nella fabbrica delle munizioni, bombe italiane per Kiev. Questo è quello che scrive Repubblica. Dalla RWM Sarda alla difesa ucraina, 23.000 proiettili per cannoni e tank. Se non ci fosse la burocrazia potremmo raddoppiarli addirittura. La fornitura belliche serviranno a sostenere la controffensiva di Zelensky. I vertici dell'Unione Europea chiedono di aumentare i ritmi di produzione. Quel titolo, benché molto efficace, è anche un po' ambiguo, perché sembra che bombardiamo, bombe italiane per Kiev, però, a vantaggio di Kiev. E poi anche qui Crosetto, niente sconti a Marine Le Pen, AfD, insomma vedremo questa storia come andrà a finire, ci sono tensioni. Attenzione Michele, facciamo una cosa più leggera stamattina anche. Barbara D'Urso, non sono trash, io lasciata a casa senza preavviso. Sono le parole di Barbara D'Urso. Ha fatto un'intervista con Repubblica. Ha fatto un'intervista con Repubblica, c'è una bella pagina, magari se avremo tempo più avanti l'andremo a vedere. E in Francia ci sono le periferie che sono ferite, scrive Repubblica, il legame da riannodare, perché la situazione è davvero... È firmato da Bernardini Lévy, che è una delle firme storiche del vecchio movimento francese. Ok, allora andiamo alla stampa, guarda, perché la stampa stamattina ha un focus importante. Aerei, spiagge e ristoranti, l'estate più cara di sempre. Mamma mia! Per ogni famiglia stangata da 800 euro a settimana. Torino, biglietto del bus che va a 2 euro. Tanto per. Quindi diciamo che la situazione va male un po' da tutte le parti. E poi ancora la Santanchè che si difende, l'incognita e la Lega. E poi vedete qui questa foto, il coraggio di Elena, la giornalista picchiata e cosparsa di vernice tossica in Cecenia, una sorta di, diciamo, vendetta. La conferma della libertà di stampa da quelle parti. Esattamente, assolutamente. E anche sulla stampa, Adela perseguitata dall'ex ai domiciliari, suicida per il terrore. E poi, se i talebani hanno paura della bellezza di noi donne afghane. Questo è un racconto, bella testimonianza, una bella testimonianza che si trova sulla prima pagina della stampa. E adesso siamo al Messaggero di Roma, che torna sull'autonomia, le critiche dei saggi. Molti esperti scelti dal governo per mettere a punto la riforma abbandonano la commissione, a rischio le risorse per garantire servizi essenziali. Intanto Fratelli d'Italia apre alle modifiche del DDL Calderoli. Poi ancora sempre quindi traballa l'autonomia differenziata, prima di in questo momento sì, assolutamente. E poi guarda, stamattina quando leggevo questa cosa qui sono un po' perplesso, perché sullo sfregio del Colosseo dice: non sapevo che fosse antico. Cioè, questa è una lettera di scuse con gaff del turista vandalo che rischia 5 anni. Insomma, come si fa a non sapere del Colosseo che si tratta di una... Se non fosse un'idiozia sembrerebbe veramente... Stamattina, guarda, quando leggevo queste... C'è anche un approfondimento anche su questo, però è davvero brutta storia. Bastavano le scuse. Perseguita la ex del domiciliare, lei si suicida, la storia che arriva da Caltanissette. E poi in Pakistan
c'è il via libera dei giudici, primo sì all'estradizione del padre di Saman. È accusato di averla uccisa. Bisogna adesso aspettare però cosa faranno le autorità politiche, cosa farà il governo, perché intanto dai giudici è arrivato il via libera per l'estradizione. Siamo sul Fatto Quotidiano, apertura con Santanchè. La russa in conflitto di interesse. Ieri lei lo ha consultato, oggi lui presiede l'Aula. Insomma, c'è un conflitto perché praticamente lui è Presidente del Senato, oggi va a parlare nell'Aula del Senato. Vedremo questa storia come andrà a finire. Siamo sul Giornale, andiamo in Europa, una truffa tira l'altra, il titolo sui fondi dell'Unione Europea. L'allarme di Banca Italia, c'è chi dirotta all'estero i finanziamenti del PNRR. No, vabbè, ma non è possibile. Guarda, si scoprono cose incredibili. Dopo ecobonus e reddito di cittadinanza ci risiamo con gli imbroglioni. E vedremo un pochettino, aumentano le segnalazioni di operazioni sospette sui fondi che il PNRR destina alle imprese giunte alla UIF, l'unità di informazioni finanziarie istituita presso la Banca d'Italia. Il flusso segnaletico classificato ammonta complessivamente a 270.000 informative di operazioni, di cui 57 nel secondo trimestre. Quindi stiamo parlando davvero di tantissime operazioni che hanno sospette. Esattamente. Diciamo. Super tassi, c'è il piano salvamutui, il governo in pressing sulle banche per allungare la scadenza in modo da dare respiro alle famiglie italiane che pagano il mutuo. Speriamo che lo facciano, questo è importante. Mese. Poi c'è questa notizia, guarda, sul Libero stamattina. Taroccata Giorgia, vediamo un po', cerchiamo di leggere, la Repubblica delle banane, questo scrive Attacca Repubblica, quindi. Il giornale di Meloni attacca il Premier pubblicando una sua foto in vacanza, peccato che sia vecchia di anni. Quindi, ha scoperto questa cosa, bel colpo, devo dire che... E quindi, poi ecco, viene diciamo, raccontato quello che è il piano contro il caro mutui, trattativa tra Giorgetti e le banche, l'idea del governo è congelare i rialzi delle rate allungando la durata dei finanziamenti. Questo sarebbe veramente una cosa positiva, veramente in questa estate di rincari, potrebbe essere una scelta bella, intelligente e positiva. Una gran bella notizia. Siamo adesso su Avvenire, vedi anche qui la giornalista aggredita, dita spezzate, capelli rasati, la libertà in Russia, appunto, quello che scrive, come voleva si dimostrare. Avvenire. E poi si legge ancora mortalità cronica, la mappa dei 42 siti più inquinati dove ogni anno muoiono 1668 persone in più, ritardi sulla transizione alle energie rinnovabili, interventi forti o la temperatura salirà. Quindi questa è una vicenda da attenzionare. Poi leggiamo il manifesto che ha sempre la foto che accompagna le sue prime pagine. Eccolo qui, rifiuto differenziato. Autonomia, rifiuto. Perde pezzi il comitato voluto da Calderoli per fare partire l'autonomia differenziata. E poi quanto avviene, quando sta avvenendo tra Israele, insomma in Palestina, fuga eterna da Jenin, invasa, reportage della città palestinese sotto attacco israeliano. Questa è una storia infinita. L'Unità, come sempre, ha due titoli, due fatti. Caccia aperta ai ragazzini e ai genitori, che brutta la Francia feroce, perché ne abbiamo parlato qualche giorno fa, perché Macron sta cercando come mettere in carcere, il sistema mettere in carcere i genitori che non riescono a tenere a casa i figli che vanno a protestare. Il PD prova a ripartire da Spinelli. Questo infatti la Schlein è lì davanti alla sua tomba. Infatti, vedi. E poi il partito dei giornalisti contro la Costituzione, scrive Piero Sansonetti. Andrebbe approfondita evidentemente questa notizia, certo. Con attenzione. Primi risultati della nuova linea del governo, sui migranti vince per l'appunto il governo, i rimpatri sono già aumentati del 32% e piantedosi, vogliamo rendere il sistema sempre più efficace, il ministro Lampedusa con la commissaria Johansson che elogia il lavoro dell'Italia, Salvini
Unione Europea ferma da decenni, riproponiamo in Europa il modello del nostro esecutivo. Cioè il centrodestra, questo è il progetto di Salvini. Nel 2022 sequestrati ai oligarchi russi yacht, ville, supercar per 2 miliardi. E poi che cosa dice Lavrov? Dice che in Italia hanno sequestrato tutti i beni degli oligarchi. Meglio, così la smettono di andare a fare i caponi in Sardegna. Come sempre c'è questa... diciamo la vignetta è carina, insomma, sì. L'osservazione. Famiglie più ricche e meno tasse, l'Istat nel primo trimestre cresce il potere d'acquisto, il peso del fisco in calo. Insomma, questo è quello che viene fuori da questo dato. E poi la bolletta del gas giù dell'1,1%, la spesa annuale è di 1.500 euro, insomma fate un po' che non è poco, che non ragazzi. è assolutamente poco per il gas. Non so come siamo messi con i tempi. Possiamo leggere qualcos'altro? Sì, qualcos'altro puoi leggere. Qualcos'altro. Allora io stamattina mi permetto di farti evidenziare come da un punto di vista climatico sta tornando El Niño. Che cosa significa? Il ritorno del Niño non è positivo, perché uragani, siccità, dopo 7 anni il fenomeno conosciuto anche dagli Inca si sta ripresentando, possibili effetti anche in Europa, e ora in Italia arriva il grande caldo, punte di 40 gradi. E non è solo il Corriere a scrivere questo. El Niño è tornato, porterà a caldo record e più eventi estremi. Dopo 7 anni il fenomeno sta per ripetersi, i governi si preparino, in Italia potrebbe causare un aumento delle piogge in autunno ed in inverno. Queste sono le prime indicazioni che arrivano da un punto di vista, diciamo, climatico. Molto bene, allora adesso ci fermiamo qui provvisoriamente, naturalmente andiamo a vedere che tempo fa. A proposito, non ci sarà subito il Niño, no? No, penso di no. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando ritroveremo nuovi temporali al nord e lungo l'Appennino per infiltrazioni di aria un po' umida e fresca in quota, mentre al sud, sulle zone di mare, bel tempo. Anche la Sicilia vedrà una giornata con l'anticiclone, cieli sereni un po' nuvolosi, bel tempo dappertutto e temperature che saranno pienamente estive. Venti deboli o moderati in prevalenza da nord-nord-ovest, con mari quasi calmi o poco mossi sotto costa. Ecco le temperature, segnaliamo i 36 gradi di Agrigento, altrove tra 28 e 33 gradi. Per quanto riguarda poi giovedì, non ci saranno grandi cambiamenti, una giornata di bel tempo, di sole anche sulla costa meridionale dell'isola, con venti deboli e mari tutti quasi calmi, appunto sulle aree costiere. Le temperature saranno stabili o in ulteriore lieve aumento. Possiamo notare difatti che su molte zone inizieremo a toccare i 32-33 gradi. Nel weekend giungerà una massa di aria bollente dal Nord Africa. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo. Allora, sono le 8 in punto e diamo il benvenuto a Salvo Nicosia, che è presidente della Federconsumatori di Catania, con il quale vogliamo approfondire la questione del caro voli. Abbiamo detto e abbiamo anche letto con Angelo che ieri Mister Prezzi, diciamo, il garante di questo capitolo Mineo, ha incontrato tutte le compagnie. Vediamo che cosa è venuto fuori. Mi scusi, ma che bella borsettina che c'è. Buongiorno. Arcobaleno, questa è la nostra bandiera della pace, è un simbolo forte, ma a me è costato al gate di Bologna una penale di 45 euro. Una penale? Ma non per i colori. Non per i colori, ma perché io avevo il trolley con le misure indicate dalla compagnia low cost, e avendo dei documenti, venivo da un convegno, li avevo messi in questa borsetta, al gate mi hanno fermato, mi hanno imposto il pagamento di 45 euro con il mini trolley da mettere in stiva. E questo unico bagaglio da portare. Quindi se una signora dovesse portare con sé il trolley con le misure della compagnia e la sua borsa, pagherebbe 45 euro, cosa che è successo. Di bene in meglio. Sono dei costi aggiuntivi oltre all'aumento sensibile dei costi del biglietto. Oh, questo tanto per metterci a nostro agio, come dire, cominciamo bene. Allora, il dottor Mineo ha bacchettato le compagnie dicendo questi aumenti che sono stati anche del 40%, noi qua in Sicilia ne sappiamo qualcosa, quindi è esattamente quello che denunciavate voi. Sicuramente, perché noi nel nostro comunicato stampa dell'altro ieri
che preannunziava anche l'incontro con il garante dei prezzi e le compagnie, evidenziamo che, avendo fatto anche noi le nostre brave simulazioni sui portali delle compagnie aeree, i costi innanzitutto delle compagnie low cost più tanto low cost non sono. E abbiamo preso come esempi alcune tratte nazionali, ma dato che siamo a Catania, io vorrei leggere che nella settimana fra il 14 e il 20 di agosto un Roma-Catania costerà con un volo di linea 226 euro e 186 per una low cost. Cioè andata solo? Sono andata? Sono andata con un risparmio del 18% della low cost rispetto alla compagnia. Vediamo questo cartello, Milano-Palermo, andata e ritorno, ecco proprio qua il periodo che diceva lei, sì. 11-15 agosto, Ryanair, questo è andata e ritorno. Questo è andata e ritorno. Ryanair fa 2,24, l'ITA raddoppia, 5,96, ragazzi arriviamo a 600 euro. E infatti lo confermiamo. Milano-Palermo. Con un Milano-Catania con la compagnia di linea 254 euro rispetto ai 259 di una low cost nella settimana fra il 14 e il 20 di agosto. Allora, Mineo, il garante dei prezzi, gli ha dato 10 giorni alle compagnie, poi partirà questa commissione di allerta rapida. Vogliamo vedere poi che cosa combinerà questa commissione, però le volevo sottoporre le curiose motivazioni con le quali le compagnie hanno giustificato, che c'erano tutte, ora ve le dico tutte, è piacere poterle dire, ITA, Airways, Ryanair, Malta Air, Aero Italia, EasyJet, Neos, Wizz Air. Ecco, mi pare di non averne dimenticato. Uno le dice tutte, non c'è nessuno escluso. Allora, loro hanno dato questa simpatica motivazione. Dicono, c'è un eccesso di domanda. Dice, questo è spiegabile, no? Perché se tutti vogliono comprare il telefonino aumenta di prezzi. Siccome c'è stata purtroppo la pandemia, c'è stata questa corsa che non è, e quindi questo motiva l'aumento dei prezzi. E poi hanno detto altre cose che francamente io non capisco bene. Difficoltà di reperimento del personale, ritardi nelle consegne di nuovi veicoli, e li dobbiamo pagare noi i ritardi, e caro carburante che, come sappiamo, è durato fino a qualche tempo fa. Ma non è vero, Michele, perché è sceso del 40%. Possiamo sconfessare. Guarda, possiamo andare a vedere, allora, c'è una pagina, scusate, quella mano è mia, ma a parte questo, le vogliamo un attimo come dire, analizzare punto per Sicuramente. Analizziamo innanzitutto l'aumento della domanda. A fronte di un aumento della domanda avvertiamo una diminuzione dell'offerta. Sta a significare ci sono meno posti e meno voli disponibili. Quindi non è vero che i voli sono uguali e c'è più gente che no, sono calati il numero. Sono calato il numero, di conseguenza, per una normale legge economica, certo, aumentando l'offerta, aumentando la domanda, l'offerta aumenta. Il calo del carburante, come evidenziava il dottore, prima, ma loro dicono l'avevamo comprato prima. E vabbè, ma l'hanno lasciato nelle taniche in cantina? Scusi, vero? Sì, probabilmente sì. Sicuramente. Ritardi nelle consegne di nuovi veicoli. Ne abbiamo pochi aerei. Ne hanno pochi aerei, però è altrettanto vero che si fa largo uso della partnership. Molti voli, ad esempio di Ryanair, sono gestiti poi da Air Malta, o comunque la possibilità di accedere al leasing. Presumo che in questo momento non siano in sofferenza economica per poter accedere a dei contratti di leasing. Reperimento del personale, indubbiamente c'è stata una riduzione del personale derivante dal quasi fermo della pandemia, però è altrettanto vero che è 2 anni che è in ripresa il mercato dei viaggi aerei e di conseguenza avrebbero potuto attrezzarsi in tempi e modi adeguati. Non a caso il garante Mineo gli ha dato 10 giorni alle compagnie, non si capisce bene se è il 20 luglio o il 15 luglio, insomma entro il 20 luglio dice dovete risolvere questo problema. E come si potrebbe riequilibrare? Questa è la parola che ci dobbiamo abituare a sentire, riequilibrare questa questione del caro volo. Questo poi è un argomento che vorremmo sentire, affrontare anche con la presenza delle associazioni dei consumatori, perché sicuramente noi tastiamo il polso dell'utenza
anche attraverso le nostre interviste, i risultati che ci vengono dallo studio fatto dal nostro osservatorio è sicuramente un'indagine demoscopica fatta ascoltando gli utenti o i disagi che hanno potuto avere al momento dell'acquisto del volo. Ma cosa potrebbe fare Mineo? Potrebbe multarli, per dire? Allora, ci sono già delle procedure aperte in antitrust, certo. fra cui una di Federconsumatori, perché noi abbiamo come dire, paventato la possibilità che le compagnie abbiano fatto cartello. Sì. Ecco, e lì mi pare che si giochi tutta la faccenda. Se siamo in un mercato di libera concorrenza, la concorrenza dovrebbe innescare automaticamente un adeguamento e un abbassamento dei prezzi, cosa che invece è totalmente all'incontrario, perché noi stiamo assistendo riduzione dell'offerta, aumento dei costi medi per un biglietto. Molto serio quello che sta dicendo. Io mi aggancio subito, perché anche il presidente Schifani, per quanto riguarda la Sicilia, no, la nostra regione, che poi è quella che più bastonata, diciamo, come il caro voli, ha fatto 2 esposti, mi pare. Comunque si è rivolto anche lui all'antitrust dicendo: guardate qua, io ho l'impressione che, ha detto i nomi, non li dico io, li ha detti Schifani, Ita Airways, invece di farsi la concorrenza, fanno un'alleanza per andare su con i prezzi addirittura. Addirittura c'è un'aggravante, Ryanair lascerà gli aeroporti di Catania e Comiso a partire da novembre. Giusto. E di conseguenza ci sarà ancora una maggiore concentrazione di chi potrà offrire dei voli. Ecco, quel tipo di iniziativa della Regione Sicilia, che a che punto è? Come voi avete notizia? Noi la vediamo in una fase di stallo, anche perché noi, quale associazione, insieme alle altre componenti, il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti, chiediamo di poter intervenire operativamente insieme al Presidente Schifani, proprio per riuscire a cavare il famoso ragno dal buco e uscire fuori da questa situazione che a noi sembra di stallo e che comunque poi dà come netta conseguenza una cosa che ci dà molto fastidio. Viene additata la Sicilia come una delle regioni più care dove venire a trascorrere le proprie vacanze, non considerando che i costi in Sicilia sono più contenuti, e nelle nostre analisi sull'aumento dei costi in spiaggia lo dimostrano, ma il costo del trasferimento, possibilmente in aereo, costa parecchio di più. Ma scusi, la famosa compagnia Aero Italia, la terza compagnia che Schifani si è impegnato proprio il Presidente per potercela avere, ha detto funzionerà da calmieratrice. Staremo a vedere. Ha funzionato. Forse inizierà troppo poco. Diciamo, sicuramente vedremo i risultati e i benefici sul lungo tempo. Oggi non possiamo avvertirlo. Ma la curiosità che ho io, Michele, perché in Sardegna funziona la cosiddetta insularità? Perché in Sicilia non si può applicare? Bene e in Costituzione è entrata, è stata approvata, perché noi non riusciamo a fare? Mancano delle risorse? Mancano dei requisiti, ha detto. Aspetta, che cos'è? Un attimo, l'insularità significa che siamo penalizzati, quindi abbiamo bisogno di prezzi calmierati per i residenti, ovviamente in particolare, che vanno oppure dei compensi aggiuntivi con i quali si possono come dire, che sarebbe poi la continuità territoriale. Ecco. Perché non funziona? Perché da noi non funziona? Vorremmo capirlo, perché sono stati dati, c'è la presenza di indicatori che non presumono il riconoscimento della continuità territoriale per la regione siciliana. Siamo troppo vicini, lo stretto è troppo poco che ci separa dal continente. Cosa che invece in Sardegna sono riusciti ad ottenere. E infatti il costo della tratta Civitavecchia-Olbia è diminuito del 45%. Che quota sono loro, curiosità, per farci morire un po' di invidia? Quanto è? Insomma, più o meno? Cosa? Noi stiamo parlando in nave, la tratta per la continuità territoriale, la tratta in nave costa almeno il 45% in meno rispetto all'anno scorso, e sugli aerei abbiamo il Roma-Olbia che è 309 euro e con la low cost addirittura 337 Quindi euro. Quindi anche là però non funziona. Non funziona più di tanto. O il Milano-Olbia abbiamo 253 euro per un volo di linea, 266 euro per la low cost. Non è tantissimo basso. Non è tantissimo basso. Per una famiglia che vuole raggiungere per le vacanze la Sardegna, sicuramente la tratta in nave diventa più economica. Allora, Nicosia, come Federconsumatori, voi cosa farete da qui a questi 10 giorni che gli ha dato il... Noi
continuiamo con il monitoraggio dei costi, la nostra segnalazione all'antitrust speriamo che continui il suo percorso, in quanto abbiamo già da Natale, quindi noi abbiamo affrontato il problema ben prima che esplodesse in queste settimane, perché evidenziamo il caro voli per i lavoratori e gli studenti fuori sede, che molte volte si vedono costretti a restare Voi avete dati su gente che rinuncia a volare? Sapete più o meno quanto? Sicuramente, però poi ci sono le alternative dove ci sono i bus sociali o le compagnie di bus low cost, che con poche decine di euro permette di raggiungere il bus o il treno. O il treno, ma il treno fino a Villa San Giovanni, perché poi un Catania-Palermo impieghiamo 3 ore e mezzo a raggiungere le 2 destinazioni. Quindi, mi pare che non ci siamo. Il famoso ragno del buco, per chiudere, dov'è? Che cosa è che bisognerebbe fare subito? Sicuramente maggior volontà politica nell'affermare alcuni principi e chiedere fermamente la continuità territoriale, quindi quella insularità che da sempre chiediamo e che non ci viene riconosciuta, perché lo abbiamo detto anche altre volte, fra la Sicilia, la terraferma e le isole minori, quindi Pantelleria e Lampedusa, la continuità territoriale è garantita da una compagnia danese che permette di applicare tariffe sociali per i pendolari e per i residenti. La compagnia danese? Danese, è l'unica che garantisce... Ma come funziona? Uno si alza la mattina e dice oggi voglio dare... Storicamente questa compagnia danese fornisce il servizio di collegamento fra Catania, Palermo e Lampedusa e anche da Trapani per Pantelleria, con la continuità territoriale. Noi ci sorridiamo, ma in realtà siamo arrabbiatissimi e tutta la gente è arrabbiata. Quindi questa questione della continuità territoriale dipende dal governo, da chi dipende? Sicuramente c'è una volontà politica che deve uscire fuori e decidere una volta per tutte che noi possiamo godere di tariffe sociali, che sono cosa diversa dallo sconto che ha richiesto e che si può ottenere dalla Regione. Allora, tra il 15 e il 20 luglio, quando ci sarà questo secondo appuntamento, ci rivediamo e vediamo a che punto siamo su questa questione del caro voli. Intanto ringraziamo molto Salvo Nicosia, presidente di Federconsumatori di Catania. Facciamo una breve pausa, poi parleremo di un altro rincaro che riguarda la pasta, però che è messo anche in difficoltà per i produttori siciliani di grano. State con noi, buongiorno Sicilia. e 16, buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza. Angelo Gagliano. Allora, adesso parliamo di grano siciliano, le difficoltà per i produttori, ma anche di caro pasta. Abbiamo con noi un ospite in collegamento, Ignazio Gibino, che è vicepresidente della Coldiretti Sicilia. Buongiorno, benvenuto. Grazie. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli spettatori. Allora, mi pare che ci sia una specie di paradosso, parola un po' complicata per dire, insomma, una cosa strana, cioè il grano duro canadese, abbiamo letto anche sui quotidiani nei giorni scorsi, noi che curiamo con Angelo Gagliano la rassegna stampa, sta massacrando quello italiano, quello siciliano compreso, arriva senza controlli, prezzi più bassi e così via, per cui i coltivatori del grano siciliano lamentano di essere in ginocchio a causa di questo, ma questo non dovrebbe portare vantaggi per i consumatori senza voler essere cinici, cioè, e invece il prezzo della pasta continua ad aumentare anche in Sicilia. Givino. Beh, grosso modo è proprio così. La pasta praticamente dall'anno scorso è cominciata ad aumentare di prezzo in virtù del fatto che c'erano dei costi di produzione molto alti, il costo della materia prima, qual era appunto il grano, era un prezzo molto alto e quindi chiaramente i mugnai e i pastificatori, facendo un po' i conti economici, erano stati costretti ad aumentare i prezzi della pasta sullo scaffale. La situazione oggi è paradossalmente al contrario, il grano si è ridotto di oltre il 45% rispetto all'anno scorso e invece dall'altro lato gli agricoltori hanno sostenuto prezzi superiori del 110% rispetto a quelli che erano stati i prezzi 2 anni fa
prima dello scoppio della guerra russo-ucraina. Quindi da un lato abbiamo i consumatori costretti a uno esborso importante per mettere su la pasta nella pentola ogni giorno, dall'altro lato abbiamo degli agricoltori che invece fanno i conti e praticamente questi conti non tornano, perché rispetto a quelli che sono stati i costi di produzione durante l'inverno e quelli che sono invece i prezzi del grano oggi che viene riconosciuto all'agricoltore, praticamente chiudiamo 0-0, in alcuni casi addirittura si va anche in perdita, soprattutto in quei casi in cui la siccità ha sterminato quasi la produzione. Mi riferisco per esempio alle zone interne della Sicilia, con rese bassissime di 25 quintali ad ettaro, e lì praticamente i costi superano i ricavi. Gibino, la interrompo un attimo, magari lei provi per favore a aumentare il suo volume. Nel frattempo, visto che lei ne ha fatto riferimento, con Angelo Gagliano vogliamo vedere un po' le ultime sulla questione del grano proprio tra Russia e Ucraina, perché ci sono delle novità purtroppo ancora negative. Sì, perché Mosca, sono le parole di Putin, gela il mondo sul grano, non ci sono le condizioni per rinnovare l'intesa, quindi significa che verrà bloccato il grano che arriva dall'Ucraina, che però è destinato generalmente in Africa, comunque in parti dove ci sono difficoltà economiche, paesi in via di evoluzione. Cioè ci saranno delle conseguenze anche per noi, oppure è una questione che riguarda altri paesi, Gibino? Diciamo che consideriamo l'Ucraina non un importante competitor nei nostri confronti, perché in Ucraina principalmente si produce grano tenero, invece in Sicilia si produce fondamentalmente grano duro. Però chiaramente se dovesse esserci una maggiore esigenza di grano e dall'Ucraina non arriva nulla, soprattutto nei paesi terzi che si affacciano sul Mediterraneo, è chiaro che si propenderà più sull'utilizzo del grano duro, ci sarà una maggiore richiesta e quindi per la legge della domanda e dell'offerta ci potrebbe essere un aumento del costo di questa materia prima. Però ad oggi tutto è molto incerto, è quasi improbabile che possa effettivamente verificarsi. Invece qui da noi ha avuto effetti concreti il maltempo, soprattutto parlo della Sicilia, di maggio, di giugno, questo tempo che noi abbiamo pazzo che c'è ultimamente, è così? Assolutamente sì, non soltanto chiaramente nei confronti del settore cerealicolo, dove ha fatto perdere in piccola parte la qualità del prodotto, ma soprattutto creando danni con il fenomeno dell'allettamento del grano. Cioè, per questo ha reso difficile in molte zone della Sicilia la raccolta, che ricordo è ancora in atto soprattutto nelle zone delle Madonie dell'interno Sicilia, ma soprattutto ad altri comparti come quello dell'uva da vino o dell'uva da tavola, in cui la lotta alla peronospora è stata assolutamente dura, facendo perdere una certa quantità di prodotto in molti areali della Sicilia, facendo perdere una parte della produzione delle olive che andremo a raccogliere da ottobre in poi in tutta la Sicilia, e creando degli scompensi importanti nelle tropacee, come per esempio nel caso delle pesche o delle albicocche, in cui si sono verificati fenomeni di spacco e quindi perdita di prodotto. Insomma, un settore assolutamente martoriato a 360 gradi, non soltanto da un punto di vista economico, ma da un punto di vista anche climatico. Per chiudere, Gibino, vediamo un attimo questo cartello a tutto schermo, per favore, vediamo. Ecco, la pasta è sempre più salata, consumo pro capite 23 kg all'anno, prezzo medio 1,90 euro al chilo, costo per famiglia più 25,5 euro annui rispetto al 2022. Io poco fa ho detto 22%, qui siamo già al 25,5%. Rientriamo con il Gibino, il vicepresidente di Coldiretti. Ecco, le vorrei chiedere questo per chiudere: che cosa chiedete voi, cioè che cosa bisognerebbe fare per da una parte impedire, diciamo, che i coltivatori di grano in Sicilia in particolare vadano in ginocchio, finiscano in ginocchio, e contemporaneamente però si arresti questa impennata del prezzo della pasta, che abbiamo visto addirittura è in crescita continua? Il problema fondamentale non saranno circa le 25 euro che le famiglie andranno a spendere in più durante i 365 giorni dell'anno. Il problema fondamentale è che ci sono tante altre famiglie che quest'anno probabilmente non so come potranno mettere appunto la pasta
sui fornelli, perché chiudendo a zero c'è veramente poco da fare. È chiaro che per il settore cerealicolo oggi più che mai è fondamentale che si attivino i contratti di filiera, dei rapporti diretti tra il produttore da un lato e il pastificatore dall'altro, e che riesca a garantire quello con prezzo continuo e costante durante tutto l'anno. Perché chiaramente se c'è una concordia tra le due parti, è chiaro che da un lato ci sarà una parte produttrice di grano che continuerà a produrre perché deve fare reddito su questi terreni. Dall'altro lato ci sarà un'azienda molitoria e trasformatoria che praticamente avrà la possibilità di avere un prodotto 100% italiano, perché da qui ai prossimi anni, se le cose non dovessero cambiare, è chiaro che la gente ci penserà 2 o 3 volte prima di andare a seminare i campi, perché chiudere a zero significa chiudere i battenti, e quindi meglio restare a casa che piuttosto andare a perdere soldi nei campi. Speriamo che questo non accada assolutamente e che invece i suoi auspici positivi possano attuarsi. Ringraziamo Ignazio Gibino, che è vicepresidente della Coldiretti Sicilia, ci faccia sapere per quanto riguarda i coltivatori di grano che sono in difficoltà. Noi naturalmente seguiremo anche l'evoluzione del prezzo della pasta, perché francamente è intollerabile una roba del genere. Adesso ci facciamo una pausa e poi parleremo di monofobia, che è una cosa che riguarda soprattutto i nostri figli, i giovani, ma non solo, cioè la sensazione di non riuscire a stare da soli dal punto di vista, diciamo, affettivo e sessuale. Ne parleremo con un'esperta. State con noi, a tra poco. Buongiorno Sicilia. Sono le 8:26 e eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia con una ospite, Silvia Torrisi, scrittrice, psicologa, e ha pubblicato da poco un libro che si chiama, eccolo lì, Monofobia. Cioè, che cosa vuol dire monofobia? Monofobia significa proprio la paura di rimanere da soli. Fobia è proprio paura, mono, solo, quindi rimanere da soli. Quindi non semplicemente la sensazione di solitudine, mi annoio a stare da solo, non mi va di stare da solo, ma è proprio il terrore, quando sale la tachicardia, quando il solo pensiero di rimanere da soli o in un'abitazione o anche semplicemente all'aperto ma senza la persona sicura accanto, ci terrorizza al punto da immobilizzarci. Ma è un fenomeno nuovo, visto che lei se ne è occupata adesso, oppure insomma, un po' c'è sempre stata, e anche non è così terribile, insomma, è come dice, stare in un posto sarebbe più carino se avessi un compagno o una compagna vicino. Vabbè, ci sto da solo o da sola e pazienza. Questo... No, diciamo che come tutte le cose ci sono sempre state, ma adesso se ne parla di più perché abbiamo più possibilità di portarle alla luce del grande pubblico e quindi semplicemente gli hanno dato un nome. Monofobia. C'era da sempre la paura di rimanere da soli, ma non c'era un nome, non c'era una diagnosi, diciamo. Giusto. Vediamo un po' i sintomi, lo vediamo con quel cartello, eccolo qua. Lei li ha accennati, li rileggiamo insieme. Intensa apprensione e ansia quando si è soli o si immaginano situazioni di isolamento. Credere che ci sia un disastro imminente ogni volta che si è lasciati soli. Rientriamo in studio, ma questo davvero diventa angosciante, questa cosa. È limitante per la qualità della vita delle persone, perché si ritrovano effettivamente paralizzate, c'è questo termine, fright, freeze, io mi frizzo, mi fermo, mi congelo. Caspita. Perché non riesco ad andare avanti. Ma sono soprattutto i giovani, dicevamo, oppure un po' tutti? In realtà adesso l'attenzione è più sui giovani, ma riguarda qualsiasi persona. Nel libro si legge, ci sono esempi sia di ragazzini, di bambini, ma anche di persone più grandi, fino a 85 anni, che si rendono conto che non riescono più a uscire di casa da soli, senza la persona sicura, o addirittura proprio non vogliono più uscire per paura di quello che può succedere. Quindi questo richiede una terapia specifica, immagino. Cioè... Come tutte le fobie, poi ce ne sono tante, c'è dalla terapia cognitivo-comportamentale a quelle di nuova generazione, quindi il rilassamento, la mindfulness, ci sono tante possibilità, non per forza una terapia. Bisogna parlarne prima di tutto con il proprio medico curante oppure si deve cliccare su internet? La risposta la sappiamo tutti, anche non se... cliccate su internet alla ricerca dei rimedi, ma rivolgete prima di tutto al proprio medico di famiglia, se uno ce l'ha, come ci auguriamo che ce l'abbia. Ora però vediamo il risvolto della monofobia, cioè il fatto che capita sempre di più ci si rivolga veramente alla rete
per avere un rapporto, come dire, addirittura costruire una coppia delle volte puramente virtuale. Adesso ci stiamo affidando a internet veramente per qualsiasi cosa, come anche trovare un partner, che per carità a volte uno ha anche la fortuna di trovarlo, però stiamo perdendo il contatto con noi stessi e quindi anche poi con le relazioni. Anche il post-Covid è stato difficile, ritornando un attimo agli adolescenti, soprattutto per quella fascia di età che non ha potuto sperimentare come relazionarsi con i coetanei, come relazionarsi con gli altri, quindi adesso si trovano ancora più isolati perché non hanno le strategie e le capacità per fronteggiare anche tutte quelle che sono le emozioni negative, lo sconforto piuttosto che la sconfitta, e quindi cercano in internet un rifugio. C'è questa famosa scissione tra il sé virtuale e il sé reale. E fin quando noi ancora adulti che siamo cresciuti più o meno senza tecnologia riusciamo a scindere questi due sé, gli adolescenti, i bambini che sono nati nel mondo virtuale hanno davvero una difficoltà nello scindere il sé virtuale, cioè quello che loro sono sulla rete, dal loro sé reale, quello che sono nella realtà, e spesso preferiscono. La curiosità che mi viene è quanto incide il fatto di essere sempre attaccati per i giovani il telefonino, cioè questo pesa a portare poi a soffrire della solitudine, perché sì, là ci troviamo un mondo incredibile, però poi quando un attimino si spegne il display restiamo soli, Siamo no? soli. E infatti nel libro parliamo di persona sicura, e a volte può essere il telefono la nostra persona sicura, perché quando, soprattutto di nuovo gli adolescenti, non hanno il telefono, si trovano persi, cioè non riescono a separarsi dal telefono, come davvero fosse un arto in più. E quindi è diventato davvero uno strumento che può essere molto utile, può essere fondamentale, ma contemporaneamente ci sta un attimino allontanando dalla costruzione della nostra identità. Ecco, lei racconta anche di esperienze di questo genere, con esiti? Risultati quali sono? No, i risultati devo dire sono positivi nel momento in cui c'è la consapevolezza di qualcosa che non funziona nella nostra vita, che viene da parte della persona stessa piuttosto che del genitore, di un amico, del compagno. A quel punto riusciamo a trovare una soluzione. Il problema nasce quando non c'è consapevolezza e che quindi si va in pilota automatico e nessuno si rende conto che c'è qualcosa che non va. Già. E questo significa, chiama in causa, diciamo, quelli che hanno una certa età, soprattutto penso alle famiglie, la scuola. Chiama in causa tutti, sono psicologa scolastica e lavorare con la scuola è un punto veramente cardine, perché riesco a raggiungere contemporaneamente famiglie, insegnanti che sono fondamentali e ragazzi o bambini. Noi tante volte li carichiamo di responsabilità che forse non sono loro, però è anche vero che se non lo fanno a scuola è difficile, con le famiglie ormai insomma è complicato, no? È complicato perché viviamo in un mondo in cui cerchiamo di dare delle responsabilità quando contemporaneamente la società propone solamente svaghi, e quindi l'adolescente per esempio si trova in questo bilico in cui ha delle responsabilità ma contemporaneamente il mondo gli dice divertiti, e quindi dice che faccio adesso? Ma un rimedio all'omorofobia non so, può essere indicato attraverso campagne, non so, cercati un compagno, cercati una compagna, come si può? Sarebbe un po' un cerotto. Sarebbe un po' un cerotto cercare un compagno, perché se non stiamo bene noi e non troviamo il modo di stare bene noi, allora un compagno ci può tamponare un po' la ferita, però non la stiamo curando. Dobbiamo prima prenderci cura di noi e quando stiamo bene possiamo aprirci ad avere un compagno, una compagna. Caspita, e quindi che propone? Terapia per tutti? Che dobbiamo fare? Consapevolezza, propongo di svegliarsi, quindi non andare in pilota automatico, ma interrogarsi se la nostra vita sta procedendo effettivamente come vorremmo che andasse oppure no. È un lavoro molto importante, che non è semplice, soprattutto quando si è, come diceva Angelo, dipendenti da questi strumenti, che sono molto utili, però poi in realtà ci distraggono completamente da quell'altra dimensione, no? Sì. Quindi c'è un bel po' da fare, ci incoraggi. Prendersi cura di noi è la cosa più importante, perché se noi ci prendiamo cura di noi riusciamo anche a essere migliori per gli altri e a stare meglio nel mondo. Prendersi cura, è questo che dobbiamo fare. Vabbè, la ringraziamo molto. Grazie a voi. Speriamo che il prossimo libro possa essere, cos'è l'opposto della monofobia? Me l'hanno chiesto ultimamente ed è proprio la paura di impegnarsi, di non riuscire a stare sempre con una persona o comunque in mezzo alle persone per tanto tempo. Quindi voler stare da soli, quindi c'è anche l'opposto. Magari il prossimo libro lo
faremo su questo, chissà. E noi l'aspettiamo, no? Speriamo però poi che ci possa raccontare anche esperienze positive. Volentieri. A parte gli scherzi, grazie davvero Silvia Zorrisi, autrice di Bonofobia, scrittrice, appunto, e psicologa, che ci ha spiegato un po' questa realtà complicata. Adesso ci facciamo due risatine, se lei vuole rimanere con noi ancora un minuto, con Insieme. Sono due ingredienti, sapete, la parte proprio... Cioè noi siamo cosa? Ho detto che come la frutta candita per le cassate. Per le cassate. Come, che cosa ho Tu detto? invece sei come, per esempio, come la Nutella sulle cozze. Ma non stanno bene. Ci sta la Nutella? È una giusta... Sì. Cioè praticamente è così, guarda. È così. La Nutella sta alle cozze come Pulpito sta a Insieme Show. Quindi non ci sta? Completamente. E allora che ci fai qua? Vai. Vado, era una proporzione questa. Bravo. Le hai provate cozze con la Nutella? No, rinvio. Vai Toti e Toti. Ma non stanno bene. Finalmente la bella stagione sta arrivando. Veramente c'è stato un malo tempo. Ma tu lo capisci che è arrivata? Ora viviamo la più bella stagione dell'anno. Le vacanze al mare, i viaggi. I viaggi. Chi? Noi, tutti quanti, noi. Perché noi non viaggiamo? Noi le vacanze le abbiamo fatte sempre con Depilantes. Sì, caceretta. Chi c'entra con i Depliant? Ma noi abbiamo viaggiato. Dai, perché non abbiamo viaggiato noi? Dai. Noi faremo viaggi. Ma quanti ne abbiamo fatti? Abbiamo... No, dico... Abbiamo visto posti nel mondo che voi umani non vedrete mai. E neanche no. Ma posti... di una bellezza straordinaria. Mia, per esempio io mi ricordo il Qatar. La tosse che mi stava mangiando, ma proprio perché c'era fresco e ricominciava, e io ci dicevo aspettura. Il Qatar, il deserto del Qatar. Ho capito una cosa. Posti di una bellezza, mi dovete credere. La Bolivia! La Bolivia! Dove fanno il famoso olio. Quale olio? L'olio di Bolivia. Però il posto che mi ha colpito più di tutti, e ve lo devo dire, è stato il Nepal. Anche ragazzi, a me, ma a me mi ha colpito più di lui. Lui dice che ha colpito lui, ha colpito a me. Perché quale posto è? Il Nepal. Il Nepal. Un bambino correva con la testa girata e mi ha preso nel paese che ha detto lui e mi fece male. Ma chi? Quel bambino. E io gliel'ho detto. Aspetta. Gliel'ho detto, signora, si prende il bambino che va correndo e va facendo danni nel paese che ha detto lei, che mi ha dato una testata. Vogliamo stare calmi. Ma questo piccerino? Un bambino che mi ha dato la testata nel paese che hai detto tu e sua madre se ne pregava. Ma quale paese? Il Nepal. Mi ha preso in piedi. Non è Nepal. No. È Nepal. No, Nepal è non qua. Nepal, è Nepal. Vabbè, comunque. Ragazzi, paesi di una esoticità. Poi siamo stati nel Bhutan. Sempre a Matru Piccerino. Gliel'ho detto, signora. Bimbo, Bhutanita, per favore. Lo Sri Lanka. Così camminavano tutti. Sono paesi, ragazzi, ma il paese più bello di tutti, quello che veramente ci ha dato anche un grande spessore culturale, è l'India. Ma l'India è impressionante. Signori, andate in India. Ci sono un mare di indiani. Ci sono un mare, cioè chi ci può trovare? Chi di Catania ci può trovare? Andate in India. L'India è una cultura diversa dalla nostra. Lì non sono cristiani. No, su Ayman. Nel senso che la loro religione non è prevalentemente cristiana. No. Per esempio la religione più forte di tutte lì è i Sikh. E come infatti a me mi guardavano tutti. Che sei? La religione dei Sikh. Poi per esempio noi per nostra abitudine la domenica andiamo in chiesa, andiamo a messa, prima di entrare ci avviciniamo al fonte battesimale, bagniamo le punte delle dita e ci tocchiamo con il segno della croce. Loro no! Loro non si toccano le punte delle dita. Loro si immergono tutti quanti nell'acqua. Dai, fonte battesimale sono a tipo piscina. No, non ce l'hanno le chiese. Come? Se c'è la religione c'è una chiesa. No, non ce l'hanno la chiesa. Hanno il fiume Gange. Vicino Petralia. Che vicino per minchia, ma perché va a fare
Fiume Gange! Cos'è il Gange? La Madonnina. Però... Il fiume Gange è il fiume sacro. E il pretenza Cavacca. Non cantano le canzoni della Chiesa. No. Loro dentro il Gange ci pregano. Loro dentro il Gange si battezzano. Loro dentro il Gange ci vivono. Loro si immergono. Se uno si deve purificare, si immerge da dentro. Si immerge. Fanno tutto. Tutto. Certe volte gli sto Gange. Che fanno tutto, capita. Che cosa fanno? E la bellezza è vedere quelle persone a molla all'acqua con le facce così. Perché stanno squadrando. E un'altra cosa importante, sono gli animali. Loro hanno un rispetto degli animali che è religioso. Sì. Infatti loro in India hanno le vacche sacre. Le vacche è su sicchie, però i vacche là non si toccano. Allora è proibito mangiare la carne della vacca. E tu vedi sti sicchi, ma proprio meschini, e le vacche là che camminano. Guarda la chiesa, te la mangiasse una fede di cane. Tu la mangiasse una fede di cane? Ma che vuoi dire? La vacca. C'è la vacca che parla con chi? Ma che stai dicendo? Va bene, da non perdere, Totti e Totino, grandissimi, domani alle 21:30. Allora, Marco Amato, è il suo momento, benvenuto. Di chi parliamo buongiorno, oggi? Cecilia, buongiorno Michele. Buongiorno. Buongiorno. Di chi parliamo oggi? Allora, oggi luna in acquario, una giornata molto interessante per tutto quello che riguarda le amicizie, l'idea, la libertà, legalitarietà. Assolutamente mi sovviene oggi una bella notizia e facciamo gli auguri a due personaggi che si sono uniti in matrimonio un anno fa e che hanno festeggiato tramite i social in una maniera molto festosa e molto convinta. Ecco, sono la signora Paola Turci, raffinata cantante, sempre molto discreta ed elegante, che è del segno della Vergine, e la moglie Francesca Pascale, che è del Cancro, dolcissimo e sensibilissimo. Ecco, la scelta delle due signore di convolare a giuste nozze dopo un incontro romanticissimo che hanno descritto e raccontato più e più volte aderisce bene alla loro zodiacalità. Ecco, dolcissimo il Cancro che vuole sempre fare famiglia, l'elegante analisi della Vergine che vuole sempre conservare e assicurare i sentimenti. I segni d'acqua e i segni di terra costituiscono insieme un'unione di fertilità assolutamente produttiva per quello che riguarda i sentimenti e la creatività. Sono tra l'altro due persone molto impegnate, la una in politica, l'altra chiaramente la conosciamo benissimo perché ci ha regalato dei pezzi indimenticabili da Sanremo in poi col suo Bambini, un pezzo assolutamente indimenticabile. Paola tra l'altro ama molto la Sicilia, l'ho conosciuta proprio alla Tonnara Florio, è una persona veramente elegante e squisita. Oggi la luna in acquario, che è la luna dei diritti, dell'ecumene e dell'umanità, saluta bene lo zodiaco con questa tematica, quindi auguri alle due signore. Certo, auguroni, come no, siamo molto felici. C'è qualche altro spunto per noi? Mi è piaciuto moltissimo l'intervento della scrittrice sulla monofobia, appunto. Ha detto delle cose molto interessanti che anche in astrologia sono coerenti, proprio perché Silvia Torrisi cercano sempre di studiare archetipi funzionali, ovvero proprio il funzionamento delle nostre funzioni cerebrali. Ecco, sicuramente il problema di relazione un astrologo non lo cerca immediatamente su Mercurio, che è pianeta della comunicazione e della relazione, e neanche su Venere e Marte, che sono i pianeti dell'attrazione, del legame sentimentale e sessuale. Lo cerca sul Sole, quindi sull'io. Bisogna vedere se il Sole nell'oroscopo è un Sole che forma aspetti positivi, proprio perché l'identità e la forza di identità è quello che ci fa andare incontro alla vita in una maniera meno bisognosa possibile, fermo restando che è chiaro che il bisogno di relazione è connaturato alla razza umana. È vero analizzare tutta una serie di sfaccettature che hanno a che fare sempre col benessere dell'io, come diceva giustamente la signora, ma sicuramente il bisogno di relazione umana, quello l'abbiamo tutti. Il punto è cercare di capire e di capirci sempre come poterci relazionare dandoci costruttivamente
effettivamente del bene. Astrologia e psicologia sono due scienze meravigliose proprio perché ci aiutano a capire questo. Bello questo, molto importante, grazie anche per questa precisazione e complimenti anche per i suoi quadri, volevo dirlo, cioè, da qualche giorno che li noto, sono proprio belli. Grazie, sono anche comunicatore museale, per cui l'arte contemporanea e soprattutto quella dal Novecento in poi mi piacciono molto. Qualche volta magari vi racconto di qualche bellezza palermitana. Proprio adesso sto seguendo un progetto su Abatellis che ha a che fare con Trionfo della Morte. Uno dei miei racconti in arte diventa un audio, un codice braille per i non vedenti. Grazie, vedremo, ascolteremo con molto piacere, grazie a Marco Amato, Grazie buona a giornata voi. anche a lei. Buona giornata. E rientriamo in studio con Angelo Gagliano che ha qualcosina ancora da sottoporci dai quotidiani? Stamattina qualcosa di più frivolo, diciamo così, però riguarda la TV, Michele, guarda. Basta con il trash, più informazione alla nuova Mediaset, secondo Pier Silvio, da Berlinguer a Merlino, l'azienda fondata da Berlusconi porta via volti alla concorrenza. L'obiettivo è ampliare l'offerta TV generalista, riducendo i costi, aumentando l'offerta. I volti, quelli di Bianca Berlinguer, di Mirta Merlino e ancora di Barbara Palombelli, ma attenzione, tutto questo fa da contraltare Barbara D'Urso, che oggi ha un'intervista davvero forte su Repubblica. C'è la sentenza di Pier Silvio: sono stata lasciata a casa senza alcun preavviso, i modi sono inaccettabili, mi hanno ferito profondamente, non mi hanno dato la possibilità di salutare i miei spettatori. Se fossi trash col programma sotto testata giornalistica avrei un richiamo dal CDR, mai successo, vedo cose molto trash esaltate su Canale 5. Pungente questa intervista di Barbara D'Urso, alla quale auguriamo naturalmente il meglio possibile. Adesso andiamo a vedere che cosa è capitato qualche tempo fa, oggi come oggi, il 4 di luglio. Il 4 di luglio del 1811 il Venezuela, ecco, il Venezuela è la prima nazione sudamericana, vedete che bella immagine che richiama un po' quelle zone lì, è la prima nazione sudamericana che dichiara l'indipendenza dalla Spagna, esattamente 1811, 4 luglio. È il 4 luglio del 1841, Michele, Thomas Cook fonda la prima agenzia di viaggio e sancisce così la nascita del turismo come lo intendiamo oggi. Sempre il 4 luglio, ma del 1865, William Booth istituisce l'esercito della salvezza per soccorrere i bisognosi londinesi. Salvation Army, bello. Nel 1928 Arturo Ferrario e Carlo Del Prete, a bordo di un Savoia Marchetti, un aereo, stabiliscono il record di volo di linea retta. Volo di linea retta, record, partendo dal Monte Celio e arrivando a Natal in Brasile, pensate, no? Senza mai curvare. Ancora io, nel 1946, 4 luglio, nasce il bikini. Eh sì, perché questo famoso costume da bagno in 2 pezzi è ispirato, come dire, come contraltare positivo al fatto che proprio nell'isola dei bikini gli Stati Uniti avevano sperimentato la bomba atomica nel 1940. Un anno dopo, nel 1947, Michele, Emilio Flaiano vince il primo premio Strega della storia della letteratura italiana col romanzo Tempo di uccidere. Andiamo nel 50. Ben Gurion, primo ministro israeliano, ha promulgato la legge del ritorno, il provvedimento per cui ogni ebreo del mondo ha il diritto di immigrare in Israele. Beh, bellissima questa. 1962, dopo un sanguinoso conflitto durato anni, ha tormentato veramente quella zona, l'Algeria proclama l'indipendenza dallo Stato francese, quindi è avvenuto il 4 luglio del 1962. 4 luglio 1994 a Seattle nasce Amazon, una libreria online. Ma dai! Oggi è il sito di e-commerce più grande al mondo. Il suo fondatore, Jeff Bezos, è uno degli uomini più ricchi del pianeta. Amazon mi risulta abbia come dipendenti 1.200.000 o 400.000 dipendenti nel mondo, pensate un po'. Va bene, è il 4 luglio del 1950 a New York nasce il cantante Huey Lewis, fondatore della band
della band Huey Lewis and the News, non si capisce niente, però adesso lo capirete, con un'indimenticabile colonna sonora di Ritorno al futuro, e sono entrati nella storia della musica anni 80, quindi vi lasciamo con loro e con questo Power of Love, il potere dell'amore, in cui continuiamo a credere, certo, malgrado la, come si chiamava quella? La monofobia. Noi continuiamo a crederci insieme con Huey Lewis and the News, The Power of Love. Grazie, a domani. A domani.